Via Cadolfin a Rosà Civico 39, quello che rimane di un dramma consumato nella giornata di ieri, rimane un cartello, lutto di famiglia, qualcuno ha posto anche una pianta con dei fiori bianchi, questo omicidio-suicidio da parte di Domenico Bizzotto, 84 anni, che ha ammazzato la moglie. Oggi apprendiamo che è stato un taglio netto alla gola con appunto un coltello per poi togliersi la vita impiccandosi nel vano di quello che è il vano della caldaia. Ebbene, oggi abbiamo cercato di raccogliere le testimonianze dei vicini, ecco che cosa ci hanno detto, sgomenti, alcuni non hanno voluto parlare, non hanno parole davvero. Ma ieri a pensare, una roba Grande secondo me. si è fatto proprio stanca proprio adesso della vita, perché aveva anche avuto dei problemi da anziano, mi hanno toccato che è andata io. Una brava persona che lavora come un demonio, come il pulitore del ferro. Una roba strana, se quindi serve che sia una roba che viene da lontano, invece mi è successo qua. Mica ho parlato con lui sera prima. Cosa vi siete detti? Niente, come sempre. Era normalissimo. Guardate, siamo amici proprio. Secondo lei perché ha fatto una cosa così? No. Avrà visto la moglie così e si è tirato la testa.